Serie B-Win, tutti i colori della passione. Giornata numero 36, campionato B-Win, giornata dedicata a Piermario Morosini alla sua improvvisa dolorosa scomparsa, giornata triste a Romeo Menti dove il Moro ha giocato, ha lasciato un grande ricordo, maglia numero 25 indosso al Vicenza, poi alla Samp maglia numero 25 ritirata in suo ricordo, vincere per onorare la sua morte lo vuole Beghetto per uscire dalla crisi, allontanarsi dalla zona playoff, obiettivo diverso, più ambizioso per Iachini che cerca l'ingresso ai playoff, serve vincere, la Samp ci proverà col suo miglior tridente, Foggia, Pozzi ed Er di fronte Paolucci e Baclé. Fischia il signor Cevellera di Taranto. Passano 27 minuti e poi la prima azione del Vicenza per l'ottimo Botta che supera Biang e poi con Romero che si supera nella conclusione di sinistro al volo. Grandissima occasione per il Vicenza ma la grande risposta di Romero. Passano altri 3 minuti, altra azione ancora per il Vicenza di Beghetto con Mustacchio. Pallone nel mezzo, non ci arriva Paolucci, grandissima occasione ancora per i padroni di casa. Ancora Mustacchio, il sinistro mancato di Paolucci. 32esimo, ancora il Vicenza, lo schema sulla punizione, Munari si perde, Tonucci che però sbaglia col destro, ancora una volta Romero decisivo, si arrabbia anche Iachini, poi la Samp, attenzione, siamo al minuto 37, Munari, il pallone perfetto per Eder, colpo di testa, pallone in rete, la sua prima rete con la maglia blu cerchiata, la mostra ai tifosi, sarà giallo ma poco importa, Samp in vantaggio, ecco Munari, colpo di testa perfetto che prende in controtempo Frison, Martinelli e Tonucci. 2 minuti, attenzione qui al fallo di Castaldello su Baclé, almeno secondo il signor Cervellera, nessun dubbio, calcio di rigore, la mano appoggiata su Baclé che cade dal dischetto, ancora il francese, tutto pronto, parte, Romero però decisivo, blocca il pallone, lo fa suo, grandissimo intervento di Romero che salva la porta blu cerchiata, poi nello scadere ancora, ci prova Gavazzi, ancora Baclé, attenzione, qui svirgola il pallone, fischi per lui, finisce il primo tempo. Si ricomincia senza Baclé, dentro ha Bruscato, subito Samp, ancora con Foggia, pallone buono per Pozzi, siamo al limite, 2 passi, poi ci prova col destro, qui bravissimo Frison a dire di no, si salva il Vicenza, grandissima la parata di Frison, poi ancora il Vicenza, attenzione qui sbaglia sia Rispoli e Romero, poi non ne approfitta però né Paolucci né tantomeno Bruscato. 11° minuto, ancora Bruscato, area di rigore, fa tutto da solo, salta Castaldello, ci prova col destro, ancora Romero una volta dice di no. Beghetto un po' deluso, poi al 20esimo azione perfetta, ancora per Gavazzi che supera Rispoli, area di rigore, poi infila il pallone alle spalle di Romero, un Romero dolorante, ma Gavazzi esulta, Davide Gavazzi, gol importantissimo per il Vicenza, per la sua classifica, qui alla meglio su Rispoli, la triangolazione perfetta con Paolucci. E poi la rete. Ma c'è il cambio, come detto, era dolorante l'argentino Romero, dentro da Costa. Minuto 35, ci prova ancora la Samp, angolo di Renan, il colpo di testa di Rispoli, non ci arriva a Munari, clamoroso qui per la Samp. Poi ancora blu cerchiati con Pellè, subentrato a Pozzi, pallone nel mezzo, pallone perfetto per Eder che anticipa Martinelli ma non trova la porta. Finisce così dopo 6 minuti di recupero, 1-1 tra Vicenza e Samp nel giorno per Piermario Morosini. Finisce con l'11 di Beghetto che non approfitta di una Samp in giornata no. Per Iachini guardando le rivali, un'altra occasione sprecata per entrare in piena zona playoff.